Può trovare l'indicazione su internet no profit on pandemic e firmare perché sia tolto il brevetto sui vaccini. Bisogna essere chiari: oggi brevetto dei vaccini, sui vaccini, la proprietà delle multinazionali che hanno fatto i vaccini con i soldi pubblici, con i soldi che abbiamo dato noi, l'Europa, altri paesi, perché questa fosse la ricerca veloce sul vaccino, impediscono con il loro brevetto che questa produzione sia fatta in maniera massiva. A oggi la potenzialità produttiva è ridotta del più del 40% a livello globale, semplicemente perché le multinazionali del vaccino non vogliono cedere il brevetto. Io ricordo una cosa: quando Salk scoprì il vaccino sulla poliomielite e fu invitato a brevettarlo e avrebbe potuto guadagnare miliardi di dollari, disse non si può brevettare il sole, la vita di tutti, la cura delle persone non può essere oggetto di speculazione, non può essere la scienza un oggetto di sfruttamento privato. E questo è un punto fondamentale, perché mentre ci impongono ogni giorno restrizioni sempre più forti, mentre non si vede una via di uscita da questa pandemia, si impedisce di fatto l'accesso alla cura a miliardi di persone in tutto il mondo, non solo nei paesi poveri ma anche nella stessa Europa. Questo è un punto politico fondamentale. Nel Parlamento europeo abbiamo chiesto chiarimenti alla Ursula von der Leyen, abbiamo mostrato, l'ha fatto la nostra compagna Manon Aubry, ha mostrato alla Presidente della Commissione europea i testi segreti degli accordi con Big Pharma, dove nella sostanza Big Pharma può fare assolutamente quello che vuole, non è costretta a cedere il vaccino, non è costretta a seguire i tempi di consegna previsti dagli stessi accordi fatti con l'Unione Europea. Questa è la logica con cui si fanno i trattati da parte di istituzioni pubbliche che dovrebbero rappresentare l'interesse dei cittadini europei con Big Pharma, con Pfizer, con le altre case farmaceutiche che hanno fatto e stanno producendo il vaccino con soldi pubblici. Ricordiamocelo: chi dice che il brevetto è di proprietà mente su un punto fondamentale, che quei soldi ce li abbiamo messi noi e che non è possibile che quello che serve alla vita delle persone per uscire da questa pandemia non sia un bene comune e sia sottratto alla necessità di cura a livello globale, perché così si sconfigge la pandemia, dalla logica del profitto di questi sciacalli, di questi vampiri che vogliono imporre la logica del profitto sulla salute di tutti noi. La campagna che stiamo conducendo per la firma della petizione europea, che deve raggiungere 1 milione di firme, è uno strumento in mano alle cittadine e ai cittadini europei per imporre alla Commissione che quando il giorno l'11 di marzo ci sarà l'incontro in sede di WTO, dove Sudafrica e India e tanti altri paesi hanno chiesto la moratoria sul brevetto, la sospensione, come prevedono tutti i trattati sul commercio internazionale, che in casi eccezionali, e questo è un caso più che eccezionale, la logica del brevetto, della privatizzazione della conoscenza non sia possibile. Ebbene, questo è un punto fondamentale, perché l'Europa e gli USA si sono schierati con le case farmaceutiche, non si sono schierati dalla nostra parte e dalla parte dei popoli, del popolo, della lotta necessaria per uscire finalmente dalle costrizioni, dai limiti di libertà che ci vengono imposti ogni giorno. E allora io finisco il mio intervento ancora una volta chiedendo di fare lo massimo sforzo possibile, perché
in quella giornata dell'11 si faccia sentire con forza la voce delle cittadine e cittadini europei di tutto il mondo, perché i vaccini e la scienza non sono un bene comune. La cura di tutti e la salute è un obiettivo fondamentale che non può essere oggetto di profitto. Grazie e buona giornata a tutti.